Assessore Marco Vullo, oggi a Villa Genuardi si presenta la nuova campagna di Io non ci casco, alla luce del grande apprezzamento che ha avuto la precedente. Ecco, parliamo di questa iniziativa e di quali saranno le prossime tappe di questo nuovo percorso. Inizia un nuovo viaggio, Io non ci casco, nipoti digitali 2.0, e questo il tema nuovo della campagna, perché oltre ai nipoti digitali avremo le sentinelle digitali, i ragazzi delle scuole superiori, e continueranno anche i ragazzi delle scuole medie a lavorare a fianco dei propri nonni, degli anziani, per, come dire, combattere questo odioso fenomeno delle truffe agli anziani. Quest'anno delle novità, soprattutto dal punto di vista dello spot, il nuovo spot che presenteremo questa mattina grazie a un grande lavoro della Sabatteri Produzioni, e poi ci sarà la collaborazione con Poste Italiane, perché saremo presenti negli uffici postali per fare la campagna di sensibilizzazione. Sono delle tappe che stiamo programmando, e ancora nelle scuole, ancora nelle associazioni, nelle parrocchie, insomma un grande lavoro in sintonia con le istituzioni per cercare di dare un segnale rispetto a questo odioso fenomeno che stiamo cercando di contrastare, e la campagna sta ottenendo dei grandi risultati. Quali saranno le peculiarità di questa campagna di sensibilizzazione che purtroppo vede il fenomeno agli anziani delle truffe quotidianamente perpetrarsi? Allora, noi ci siamo ancora quest'anno per il terzo anno consecutivo a portare avanti il progetto Prevenzione e Contrasto delle truffe agli anziani, Io non ci casco. Il progetto è nato già circa 3 anni fa grazie al finanziamento della Prefettura e del Ministero degli Interni per il tramite della Prefettura di Agrigento. Il Comune lo porta avanti anche attraverso diversi modi di comunicazione. Il primo anno abbiamo lavorato molto con le parrocchie e gli enti patronati per coinvolgere direttamente il territorio, quindi gli anziani, i soggetti più fragili, e dall'anno scorso abbiamo iniziato a coinvolgere i ragazzi, che attraverso questo scambio intergenerazionale riusciamo a coinvolgere meglio gli anziani, quindi i propri nonni, e avvicinarli di più a capire quindi meglio il linguaggio della tecnologia. Prefetto, il Ministero degli Interni rifinanzia la campagna sulla sicurezza agli anziani dal progetto col Comune di Agrigento Io non ci casco. Sì, rifinanzia anche per quest'anno questa progettualità che io ritengo assolutamente strategica e fondamentale. È un fenomeno che nel nostro territorio è marcatamente presente. Le forze di polizia svolgono un ruolo fondamentale e strategico anche loro, perché nelle attività di indagine sono riusciti anche a individuare parecchi casi di truffe nei confronti degli anziani. Però è chiaro ed evidente che l'azione repressiva non è solamente quella che dobbiamo attuare, perché la prevenzione, la sinergia e la collaborazione con gli enti istituzionali paralleli a quelli della prefettura e delle forze statuali è assolutamente fondamentale. Quindi questo è il motivo per cui il progetto che oggi il Comune ripropone un po' con una formula analoga a quella degli anni precedenti, ecco, costituisce anche un'azione preventiva sul territorio. Facciamo in maniera tale che sia sempre più capillare l'informazione, e soprattutto alle popolazioni più vulnerabili. I cittadini anziani sono così messi nelle condizioni, ecco, di apprendere quali sono le strategie sul territorio, e soprattutto, ecco, essere sensibilizzati su quello che ruota intorno alle truffe. Quindi ritengo assolutamente strategico questo progetto, e quindi è la prova sintomatica, ecco, di come la sinergia nell'ambito del territorio produca risultati in maniera efficiente ed efficace. Io sono fermamente convinto che il Ministero dell'Interno, sì, ma anche la Prefettura nell'ambito del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica svolge un compito pure parimenti importante, nel senso che questa fenomenologia viene sempre attenzionata dalla parte del sottoscritto, e con un dialogo costante con i rappresentanti delle forze di polizia, e questo ha consentito anche di individuare, come ho detto poc'anzi, spesso autori di queste truffe. Quindi ritengo che ci siano tutti gli elementi per cui non dico che si possa debellare questo fenomeno, ma comunque arginarlo sicuramente. Il vostro contributo è importante in questa campagna contro le truffe agli anziani? Ben-vengano questi tipi di iniziative, perché servono a scoraggiare coloro che vogliono approfittare degli anziani, di coloro che possono cadere in queste truffe. Siamo qui a livello preventivo per poter far conoscere alle persone quali sono gli strumenti per poter fronteggiare questi tipi di attacchi veri e propri alle persone che sono cosiddette vulnerabili in questo caso.
Quindi oggi noi qua presenteremo quello che fa la Polizia di Stato quando riceve questo tipo di segnalazioni e cosa facciamo. Quindi ringrazio coloro che hanno organizzato questo tipo di convegno e spero che ce ne siano tanti altri nel futuro. Sì, oggi viene presentata questa ennesima edizione, qualcosa di meraviglioso, di importante che il Comune ha voluto, però in collaborazione con le istituzioni e con tutte le forze dell'ordine hanno collaborato, i risultati si sono visti. Io voglio ringraziare il mio assessore Marco Ullo, la dottoressa Teresa Urso, che per quanto riguarda la nostra amministrazione si sono spesi tantissimo. Ringrazio anche a Campisi che gestisce egregiamente l'app La città di Agrigento e che quindi è un mezzo fondamentale per combattere anche queste truffe. Che dire, io sono ormai in sgoccio del mio mandato, però spero che questo progetto possa andare avanti, importantissimo per la nostra società.